L'associazione Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana continua a crescere in Sicilia e nei prossimi giorni consoliderà la sua presenza eleggendo gli organismi direttivi regionali e provinciali. Il delegato UNMERI per la Sicilia, il cavaliere Franco Messina di Agrigento, ha annunciato che domenica 3 ottobre 2021 si costituiranno le sezioni di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Questo doveva avvenire l'anno scorso, nel mese di ottobre, ma a causa delle restrizioni dovute all'emergenza pandemica tutto era stato rinviato. La delegazione siciliana, che raccoglie quasi un centinaio di iscritti, costituirà la sezione di Agrigento, che conta a tutt'oggi 33 iscritti, e la sezione di Caltanissetta ed Enna con 20 iscritti. 16 invece gli iscritti delle altre province siciliane, per un totale di 69 complessivi a oggi, ma che aumenteranno nei prossimi giorni visto che si attendono nuove adesioni. L'evento si svolgerà domenica 3 ottobre con le elezioni per la nomina del presidente provinciale di Agrigento e di Caltanissetta. Immediatamente dopo si voterà per i 6 componenti del Consiglio provinciale di Agrigento e 4 per Caltanissetta ed Enna. L'evento si svolgerà presso la sala convegni del Grand Hotel Mosè di Agrigento. In realtà è un'associazione che è presente in tutta Italia da oltre 10 anni, non ha nessuna sezione in Sicilia. Noi dovevamo inaugurare la nostra sezione ad Agrigento l'anno scorso. Purtroppo 6 giorni prima della data fissata abbiamo dovuto rinviare per il Covid. Questa volta invece speriamo che ce la facciamo. Il 4 di ottobre al Grand Hotel Mosè avverrà la costituzione della sezione di Agrigento e della sezione di Caltanissetta ed Enna. In contemporanea ci sarà la composizione del Consiglio regionale Sicilia. Tutti i cavalieri, l'UNIMRI è un'associazione che raggruppa gli insigniti che hanno ricevuto da parte del Presidente della Repubblica l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. Ecco, gli obiettivi che vi prefissate qui nel territorio siciliano, ma in particolare su Agrigento, dove lei gravita quotidianamente? In realtà stiamo cercando, proprio da nostro regolamento, di effettuare determinate manifestazioni per cercare di essere di approccio a tutte le persone bisognose, e purtroppo ce ne sono parecchie, cercando di dare il nostro massimo contributo per lenire la propria sofferenza che hanno. Tutto questo ovviamente con tante altre manifestazioni cercheremo di dare molta visibilità a questa nostra associazione. Quindi ricordiamo l'evento, dove si terrà? 3 ottobre al Grand Hotel Mosè di Agrigento.